Ma sì, buon pomeriggio a tutti, buona domenica, prontissimi, in diretta, velocissimi, precisissimi per un'altra domenica da Tennellode con tantissimi ospiti anche questo pomeriggio. Avremo con noi Leonardo Trento, parleremo con Cristian Marchi, parleremo con Laura Cipolla e voi direte ma chi sono tutti questi ospiti? Chi sono? Dovete aspettare solo qualche istante perché fra pochissimo li vedremo tutti qui a Tennellode. Rimanete con noi. Rieccoci, ben ritrovati in studio. In questo momento do subito il benvenuto alla nostra prima ospite che è Laura Cipolla. Grazie. Ciao Laura, ben arrivata. Grazie. Fammi salutare intanto un po' gli amici di squadra, i compagni di viaggio e poi ritorno subito da te. Perfetto. Ciao Antonio, ciao Damiano, benvenuti. Buon pomeriggio a tutti. Buonasera Ciao a tutti. Alex. Social Ciao Room. Giuseppe. Ciao Vincenza, tutto a posto? Assolutamente Partiamo sì. subito nel dare i nostri numeri di telefono per entrare in contatto e in collegamento in diretta con noi. Prego Vincenza. Allora, oggi io do i numeri WhatsApp, tu invece dai il numero di rete fissa perché ragazzi non mi avete dato una scaletta, quindi io a memoria 0984 84 17 20, poi li vedete anche in sovraimpressione. Vedi, per questo sei tu il conduttore, perché Cellulare. tu stai sempre sul pezzo. Invece per quanto riguarda il nostro WhatsApp 345 92 1221, mi raccomando scriveteci sempre in tantissimi. Bene, amici opinionisti, com'è andata la settimana? Tutto a Bene, posto? bene, bene. Siete abbastanza carichi oggi Come e frizzanti sempre, come come sempre sempre. per interloquire con i nostri ospiti. E allora diamo ufficialmente il buon pomeriggio a tutti quanti i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Eccoci. Cara Laura, che dici? Com'è andata per te la settimana, Laura? Beh, in realtà io sono appena arrivata da Milano, quindi appena arrivata a casa sono arrivata qui, quindi una settimana un po', ancora con gli effetti del jet lag, Lombardia, Calabria. Beh, adesso ci racconterai perché so tutta la trafila che hai dovuto fare anche per tamponi e quant'altro, per Esatto. entrare in studio e quant'altro, quindi adesso ci racconti anche che aria si vive a Milano, qual è il tuo collegamento tra la Calabria e la Lombardia e soprattutto che cosa fai di bello, perché tu in realtà rappresenti tanto la Calabria e poi sei tanto social, l'ho visto che già appena sei arrivata subito le pagine Facebook e Instagram sono andate alle stelle. Dai Laura, raccontaci Sì. di te. Sì, vabbè, i social sono il mio lavoro, quindi per me è naturale ormai anche condividere tutto sui social, tutto ovviamente che poi non è mai tutto, però io mi occupo di comunicazione digitale a Milano da 10 anni ormai, da quando mi sono trasferita dalla Calabria e dal 2016 ho deciso di aprire il mio blog di promozione della Calabria perché io lo chiamo il mio sedativo per la nostalgia, è il mio modo per sentirmi sempre a casa e fare quello che più mi piace da sempre. Quindi... Stai parlando di Io e la Calabria? Sì, sto parlando di Io e la Calabria, esatto. Quanto ti manca la Calabria però quando stai su a Milano? Dimmi la verità. Tantissimo, tantissimo, come manca a tutti quelli che ne sono lontani e con cui mi ritrovo in questo racconto perché diciamo che con quello che condivido ci sentiamo tutti un po' più a casa. Questa è una delle cose importanti per me in quello che Allora, faccio. mentre scorrono le immagini di Io e la Calabria, ecco, analizziamo bene di che cosa si tratta, anzi, Sì. parlacene tu un attimo. Allora, Io e la Calabria è un progetto di promozione della Calabria a 360 gradi, perché è un progetto digitale di promozione, perché cerco di raccontare un po' tutto quello che fa parte della Calabria, dalle persone alla storia, alla cultura, i sapori, le tradizioni, i libri, la musica. Qui eravamo in escursione a Cetraro, il mio paese, qua invece a Milano con le pitticelle di fiori di zucca. E quindi cosa faccio? Io ogni volta che torno giù in Calabria arrivo a casa mia a Cetraro, ma approfitto per girare e scoprire la Calabria ancora di più e raccontarla a più persone possibili. Sentiamo cosa ne pensano subito i nostri opinionisti. Vedo D'Amico già abbastanza con l'occhio fisso sullo schermo. Cosa ti ha ipnotizzato Stavo di più? guardando le foto, mi piacciono i colori, molto belle. Beh, la Calabria, ormai Damiano, lo diciamo tutti i giorni, anche nei Infatti, videoclip che allora, abbiamo visto. In genere i social vari- tanti li usano male, almeno lei li usa come si deve, no? Come si Però suol sto dire. scorrendo un po' le foto, ma abbiamo troppo Tirreno. Sullo Ionio No, abbiamo. parlarla un po' di più sullo Ionio, bellezze stratosferiche. In realtà ti sei perso la foto di Paradiso del Sub a Zambrone che c'era prima. Ma siamo che- sempre sul Tirreno, io sono di quelle zone, però Sì. ti dico, non vedo ancora immagini dello Ionio. Cioè, ci sono, Vabbè, la ci invitiamo, sono, no? La ci invitiamo. sono. Ti
assicuro che ci sono. Perché abbiamo una terra stupenda, abbiamo due mari totalmente diversi, dal mare cristallino dello Ionio al mare azzurro, color salmastro della Baia degli Dei, quindi... Sì, vabbè, adesso noi entriamo poi entrerà nelle viscere proprio. No, io voglio vedo San Marco Argentano, ho visto, molto bello, sì. Voglio fare una provocazione. Perché, vai Damiano. No, io sono un provocatore, quindi... in genere, quando prima Giuseppe ti ha chiesto, no, cosa ti manca della Calabria, quando vieni qua, visto che a Milano ci lavori da tanto, cosa ti manca di Milano quando scendi giù? Beh, di Milano mi manca comunque il suo essere molto viva, il fatto che comunque ti fa molto sognare, ti chiede tanti sacrifici ma ti dà anche tante opportunità. Quindi, e poi comunque su a Milano ho un pezzo di famiglia, quindi la mia nuova famiglia, quindi comunque quando torno, se sono sola, anche quello ormai magari si crea un bel manca. ponte tra la Calabria e la Lombardia, voglio dire. Certo, però ha usato dei termini chiave, no? Opportunità, sì, cose che qui... Quindi perché ho fatto questa domanda? Perché comunque è importante quando una persona porta, la sua terra ovunque, perché poi sui social poi paradossalmente c'hai tutto il mondo come spettatore. Quindi è bellissimo innanzitutto portare questo e trovare poi le differenze cercando di migliorare i luoghi che poi si hanno a cuore, no? Sì, esatto. Allora, domanda velocissima, che tipi di riscontri stai avendo dai turisti ma anche dai calabresi? Perché tu comunque... Sì, esatto, io parlo, mi rivolgo a tutte e due le tipologie di persone, nel senso che ho molto a cuore la riscoperta della nostra regione per noi calabresi stessi e poi anche delle persone che non ci sono mai state o che ci sono state magari in modo veloce. Quindi in realtà la cosa che mi dà più soddisfazione è trovare un insieme di calabresi, tanti calabresi che rimangono loro stessi sorpresi, perché quello che io provo a fare è far vedere con una chiave diversa le cose a cui magari si è abituati, perché è normale quando si vive magari in un posto si fa con difficoltà uno switch mentale di vedere le cose con occhi nuovi, con gli occhi della meraviglia e della scoperta. Colori bellissimi, fatemi alzare un attimo perché oggi è una puntata abbastanza frizzante e dinamica. Antonio, vai, perché poi devo capire se c'è anche un collegamento con un altro calabrese che vive comunque a Milano per lavoro, così me lo tengo già in collegamento. Da uomo che spinge tantissimo sui marcatori identitari, queste foto mi fanno venire subito in mente il grande successo che ha avuto quest'anno i luoghi del cuore del FAI, con in Calabria che con una miriade di voti il Patirion di Rossano è stato eletto il bene più votato del patrimonio calabrese, quindi insieme ad altri di Catanzaro, della stessa Reggio, quindi comunque ritorna nella consapevolezza di tutti i cittadini la voglia di scoprire le nostre bellezze e questo progetto secondo me è molto interessante. Ma non abbiamo ancora finito perché lei ha delle novità assolute anche oggi che ci racconterà, perché l'abbiamo fatta arrivare appositamente, però attenzione, ritorno da voi fra pochissimo. Vincenza, dalla social room sentiamo già che cosa arriva per la nostra Laura. Dalla nostra social room arriva un fortissimo abbraccio a te Giuseppe e a tutto il team, soprattutto ai ragazzi della regia, li ringrazio anche io tantissimo per quello che fanno. Speriamo di vederci presto Mattia. Mattia ci saluta sempre. Ciao Mattia, fedelissimo, sempre collegato anche il nostro Mattia. E invece per quanto riguarda la nostra Laura ti fanno tantissimi complimenti e ti ringraziano per le foto bellissime che posti quotidianamente sui social, e c'è uno spettatore in particolare che ti chiede: hai portato tanta Calabria a Milano, ma se dovessi scegliere cosa portare a Milano in Calabria, la prima cosa che ti viene in mente? Da Milano in Calabria? Sì. Cosa portare da Milano alla Calabria? È una domanda difficile, non è mica facile, anche perché le differenze sono veramente tante. Come dicevo prima, secondo me bisognerebbe portare un po' più forse voglia di crederci. Pensaci, però accetto la provocazione di Damiano, dalla Calabria abbiamo tanto da mandare, abbiamo veramente tantissimo, e quindi ecco, sarebbe stata più facile anche la domanda. Ma fatemi collegare subito con un altro calabrese doc. Mi collego prima con il
Mi collego con la Pometti Family, ok? Chi è la Pometti Family? È la famiglia di Domenico Pometti, un calabrese doc che vive a Milano, vive a Lodi, ma in particolar modo oggi perché ci colleghiamo con la famiglia, con la Pometti Family? Perché pensate che una delle figlie di Mimmo Pometti ha scritto una poesia bellissima che ci farà sentire proprio in diretta insieme al papà, e ne parleremo subito con loro. Fatemi collegare intanto con Mimmo Pometti. Mimmo, mi senti? Buonasera, ti sento benissimo Giuseppe. Buonasera, eccoli là, vi vedo. Buon pomeriggio. Vi vedo bellissimi come al solito, mi fa piacere vedervi e che state bene soprattutto, caro Mimmo. Siamo onorati di essere nella tua trasmissione quest'oggi direttamente da Codogno. Grazie. La prima zona rossa che l'anno scorso, purtroppo, il 21 febbraio ha dato il primo paziente 1. Noi abbiamo ricordato, fra l'altro, settimana scorsa, certo, proprio queste città simbolo per il Covid. Ecco, Mimmo, come avete vissuto in zona rossa? Velocemente, non vogliamo entrare in una sorta di, momento triste, vogliamo dare un messaggio di speranza affinché Codogno, Lodi, dove anche so che tu ti sposti per lavoro e altre cose, ecco, riesci a darci velocemente un pensiero? Beh, è stato veramente tutto un susseguirsi di cose uno dietro l'altro, è stato terribile, veramente il primo giorno è stato qualcosa di bruttissimo, tant'è che alle 14 ci hanno chiamato a tutti i genitori per andare a prendere tutti i bambini da scuola, perché il prefetto aveva predisposto subito la chiusura di tutte le scuole di ogni. Ecco, com'è cambiata la vostra vita, Mimmo? Guardi, i primi 15 giorni sono stati veramente tremendi, perché eravamo solo noi i primi a fare questo lockdown, quindi chiusi in casa con la paura che magari avessi il coronavirus addosso e non sapevi se da un momento all'altro potevi ammalarti subito, perché ce ne sono stati tantissimi amici nostri che hanno preso il Covid. Noi abitiamo a ridosso dell'ospedale, quindi le ambulanze erano tantissime, fino all'1, alle 2, alle 3 di notte era un continuo andare, in ospedale. La paura è stata veramente tanta. Davvero brutto per chi come voi non ha mai lasciato, fra l'altro, Codogno, Lodi, perché voi avete rispettato le regole fino in fondo, non vi siete mossi da casa, quindi sinonimo di responsabilità e di rispetto verso gli altri. Assolutamente sì, e ringraziamo tutti gli amici, i parenti che ci hanno sostenuto in quel periodo, con le telefonate, con i videomessaggi, con le videochiamate. Sono stati veramente tantissimi. Sono stati vicini. Abbiamo avuto senso di responsabilità, Giuseppe, a non scendere in Calabria in quel periodo, che tra l'altro capitava a ridosso del carnevale, venerdì, sabato e domenica che dovevamo scendere. Mimmo, ritorno da te fra pochissimo, perché tu nasci in una famiglia di artisti e voglio parlare dopo con te quanto ti è mancata la musica, cantare alle feste, agli eventi, perché tu comunque fai anche questo, ma fammi dare la linea a una persona che vuole salutarti velocemente, 30 secondi perché abbiamo tanti collegati. Mimmo, un bacio, come stai? Sono Antonio. Antonio D'Amico. Bravo. Grande Antonio. Mimmo, tutto bene, tu? Bene. Ti trovo bene, sono contento del traguardo della piccola. Grazie Antonio, grazie veramente di cuore. È in gamba. Fra l'altro è proprio di loro che dobbiamo parlare, proprio della piccola che dobbiamo parlare, perché Mimmo ci ha dato la disponibilità, ha firmato anche la liberatoria per questo momento televisivo per la sua amata Rosise, che nei giorni scorsi ha messo sui social un video che è diventato virale, pensate, per una poesia che ha scritto e ha recitato proprio Rosise. Io vorrei chiedere, se è possibile, Mimmo, a Rosise, come è nata la poesia? Cioè, qual è stato l'ambiente dove si è rifugiata e ha scritto queste parole così importanti? Allora, ciao poesia... Rosise, sei bellissima. Ciao, grazie.
Allora, la poesia l'ho scritta il giorno dopo essere uscita da scuola. Ero in camera e sentendo paura avevo bisogno di scrivere quello che pensavo. Così ho detto, scrivo questa poesia, la recito e faccio un video e poi lo do a papà. Così poi papà l'ha messo su YouTube e l'ha mandato anche alla preside della mia scuola e che poi la preside ha messo sul sito della scuola. Bene, so che tu questo pomeriggio ci darai l'onore di sentire in diretta questa poesia e papà ci darà l'occasione di sentirlo anche al pianoforte, giusto? È possibile? Sì, diciamo. Abbiamo registrato, il pianoforte l'abbiamo registrato perché siamo stretti, Giuseppe, quindi non possiamo muoverci tanto con allora la sala cosa che mi avete attrezzato qui a Codogno. Sentiamola subito. Prego, regia. Ok, ecco, se mi abbassate la musica in studio io parlo. Sì, abbassiamo gentilmente il ritorno della musica di sottofondo dallo studio. Ecco, intanto che loro si preparano, come vedi, altri calabresi. Esatto. Codogno, 21 febbraio 2020. Sei arrivato all'improvviso ed hai tolto il sorriso. Ero a scuola a Codogno per studiare e non potevo immaginare che da un momento all'altro la vita potesse cambiare. Sembrava tutto surreale, come se ci fosse una catena, e da lì a poco ci misero tutti in quarantena. Tutti quanti nelle case, ad aspettare una nuova fase. Giorni lunghi e paurosi, ma pur sempre fiduciosi. Rispettiamo il divieto e alla sera un nuovo decreto. Il presidente ci consola, dicendo che presto torneremo tutti a scuola. Ambulanze sempre piene, con il suono delle sirene. Portan via tanti malati e tutti sono spaventati. Infermieri e dottori sono i nostri benefattori. Essi aiutano, proteggono e sostengono i pazienti che aumentano. Tanta gente non può fare la spesa e per loro è solo una triste attesa. Per fortuna che siamo una comunità con tanta gente piena di bontà. Non sentiamo più l'audio, gentilmente non sentiamo l'audio di Rosise, vediamo se possiamo ripristinarlo un attimo. Allora, chiediamo alla regia se riesce a risolvere un attimo per il collegamento. Giuseppe, io ti posso dare qualche messaggio al volo nel frattempo? Sì, vai, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Magari, vediamo un attimo. Grande Fortunato continua così, Team Mirion, SCC e Paravati. Forse abbiamo ripristinato l'audio? Stop, vediamo. Mimmo, ci senti? Sì, adesso sì, benissimo. Ecco, possiamo ripartire, Mimmo, dalla... Sì. Vai, prego. Sei arrivato all'improvviso ed hai tolto il sorriso. Ero a scuola a Codogno per studiare e non potevo immaginare che da un momento all'altro la vita potesse cambiare. Sembrava tutto surreale, come se ci fosse una catena, e da lì a poco ci misero tutti in quarantena. Tutti quanti nelle case, ad aspettare una nuova fase. Giorni lunghi e paurosi, ma pur sempre fiduciosi. Rispettiamo il divieto e alla sera un nuovo decreto. Il presidente ci consola, dicendo che presto torneremo tutti a scuola. Ambulanze sempre piene, con il suono delle sirene. Portan via tanti malati e tutti sono spaventati. Infermieri e dottori sono i nostri benefattori. Essi aiutano, proteggono e sostengono i pazienti che aumentano. Tanta gente non può fare la spesa e per loro è solo una triste attesa. Per fortuna che siamo una comunità con tanta gente piena di bontà. La primavera è arrivata e sembra quasi acciaccata.
a non vedere tutti quei bambini, giocherellare tutti vicini. Per i nostri genitori che non vanno in ufficio, il presidente chiede ancora un po' di sacrificio. Tra non molto tutto questo finirà, ma con tante persone che sono andate all'aldilà. Il Signore ci aiuta e ci sostiene, perché Lui ci vuole sempre bene. Le rondini nel cielo, tristi e sconsolate, vedono le nostre piazze desolate, aspettando con ansia l'evolversi della situazione per arrivare al più presto alla Pasqua di Resurrezione. Tutto lo studio, questo applauso da parte di tutti, brava Rosise. Grazie. Damiano, parole forti, incredibile toccanti anche per una bambina. per come le ha lette, cioè, quindi ha dato anche quell'enfasi che ci ha tenuti un po' col cuore in gola e ci ha fatto ricordare tutti quei momenti lì. Ma lei è figlia di artisti. Damiano, purtroppo tu sei non conosci giovanissimo. Mimmo, tu non conosci Mimmo. L'arte è nel sangue. Poi lei porta il nome di una donna storica che è Rosise, quindi la nonna Rosise. Orgoglioso di portare il nome della nonna, che è fantastica, grande cantante neomelodica napoletana. Vedo che Mimmo ride sotto i baffi, però è la verità. Comunque loro sono una grande famiglia di artisti. La musica ce l'hanno nel cuore. Mimmo, com'è stato questo periodo senza musica per te? Ma è stato tremendo, Giuseppe. Tu sai che la musica... Ecco, è arrivata ciao, salutiamo anche la mamma, Rosina. E devo dire che è stato veramente tremendo senza musica, perché comunque non c'era nemmeno la voglia di cantare in quel periodo lì, però mi ricordo una sera una tua diretta mentre cantavi di Jimmy Fontana Il Mondo, sì, sperando che questo mondo possa ritornare più forte di prima, vero Mimmo? Ce lo auguriamo, noi siamo ottimisti, ce lo auguriamo e dobbiamo ritornare di nuovo ad abbracciarci come prima e a cantare come prima e a fare tutto come prima, perché ne abbiamo purtroppo bisogno. in questo periodo ne abbiamo veramente bisogno. Giuseppe. Bene, Mimmo, mi ha fatto davvero piacere collegarmi soprattutto con la tua famiglia. Grazie. Invito Rosise, appena farà la prossima poesia, a venirla a recitare direttamente nello studio di Tennellode. Giuseppe, prima di chiudere, Rosise voleva dirti che vuole regalarti questa poesia, l'ha messa in un quadretto. Ecco, se la andiamo a prendere nei regressi che lì, la facciamo vedere a tutti gli ospiti. Grazie. Ecco, arriverà direttamente in studio poi quando sarà. Ecco, questo è un pensierino che metterai nel tuo ufficio. Ma bellissima, guarda, grazie. Ecco, a nome di Rosise e a nome della famiglia Pometti, per averci invitato in questa bellissima trasmissione, e ti faccio veramente tantissimo in bocca al lupo per una carriera splendida, perché tu sei un vulcano di idee, lo sei sempre stato e lo sarai ancora sempre. Grazie, con il cuore vi voglio veramente un mondo di bene. Ciao Mimmo, ciao alla Family Pometti. Ciao. Tanta emozione poi dai bambini, soprattutto dai ragazzi che si sono reinventati anche loro in questo periodo pandemico che speriamo di lasciare alle porte da qui a breve. Esatto. Ritorniamo per concludere il primo blocco con la nostra calabrese Doc a Milano. Sempre meno da oggi in poi, mi raccomando. No. Perché abbiamo bisogno di eccellenze. Oggi invece, cioè, Mimmo ha ricordato un po' quei tempi, Milano oggi, un anno dopo. Guarda, Milano oggi e dopo è un po' come qualsiasi posto prima e adesso, anche perché infatti volevo approfittare di questa occasione per dire che in realtà, come si suol dire poi, ogni mondo è paese, nel senso che spesso ci lasciamo magari prendere dalle immagini che vediamo in TV e che in un caso specifico fanno vedere dei comportamenti magari poco corretti e subito, ma che sia Milano, che sia qualsiasi paese o che sia anche qua, e subito si generalizza. In realtà appunto ogni mondo è paese, c'è chi non rispetta le regole, c'è chi invece ancora soffre, c'è chi è ben consapevole di quello che è successo e che vive con la testa, quindi non è non rispettare, scusami Giuseppe, non è non rispettare le regole, anche perché comunque loro lo hanno vissuto sulla loro pelle, però purtroppo è la voglia di uscire, la voglia. Ieri abbiamo visto i Navigli
dove si sono inventati la musica di dance durante l'aperitivo. Aspetta, quindi ormai si cerca Marchi, di trovare la normalità, non è non rispettare le regole, capito? Sì. Però purtroppo quello che abbiamo visto ieri è la realtà. Allora, velocemente il tuo nuovo progetto e poi ce lo ripresenterai nei prossimi giorni perché devo andare in pubblicità. Sì, il mio nuovo progetto, nel senso si chiama Io e la Calabria, io ho cambiato nome esattamente un mese fa, io sono nata con l'Ove Cetraro, Io e la Calabria adesso ha una novità, magari ne parliamo dopo o ti accenno, è una mappa digitale, una mappa di desideri. Benissimo, ne parliamo fra pochissimo perché devo andare in pubblicità, ma solo dopo aver mandato un bacio e un abbraccio grande al nostro direttore di palinsesto, Carmela Formoso, che mi sta seguendo sicuramente da casa. Lei sa, in bocca al lupo e un abbraccio grande da tutta Tennellode. A tra poco. Scusa che ho tradito e affanculo ogni nemico, che vinco che ho perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quante ne ho conosciuto, questa vita ha conquistato me ed io l'ho conquistata. Questa vita ha detto a mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato e sempre cazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta ad aspettare e fare 1000 file, con il tuo numero in mano e su di te in primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il tuo volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarle, è una gran fatica. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, con un bel film che lascio tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, con un bel film che lascio tutti senza parole. Ma non mi sembra vero e non l'è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori delle mie paranoie e da 1000 errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno. Non cambio mai su questo, mai distruggo tutto sempre. Se vi ho deluso chiedere scusa non serve a niente. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascio tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascio tutti senza parole. In un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascio tutti senza parole. Grazie. Bravo. Straordinario, potenza, energia, carattere, nome e cognome. Da dove arrivi? Fortunato Cugliari, vengo da Paravati, provincia di Vibo Valentia. Guarda Damiano perché ti deve dire una cosa. No, dico, mai canzone fu più azzeccata dopo il primo blocco, no? Speriamo che sia di speranza.
Fortunato Cugliari. Bravo. Fortunato, sei davvero Viene da un bel fortunato. paese, quindi è un paese mistico, quindi ti porterà fortuna. Grazie. Sei davvero Magari fortunato. fino a ieri non lo speriamo. sapevi. Fortunato, torna a trovarci quando vorrai, ci fa davvero Grazie. piacere. Damiano No, dico, dice- magari non lo sapeva quello che ha detto Antonio, ora lo sai. No, Quindi no, da un beh, paese Non Immagino, credo Paravati, che, immagino. che Sì, chiunque Lo sa a bene. Paravati Salutiamo sappia Fortunato, della sua grazie. misticità. Ciao Fortunato, ritorna a trovarci quando vorrai. Allora, le mappe che dicevamo, le mappe digitali adesso di questo tuo progetto Io e la Calabria. Sì, è una mappa digitale della Calabria che potete vedere se andate su ioelacalabria.it. Da qualsiasi dispositivo si può desiderare di vivere la Calabria attraverso luoghi, esperienze. E allora mi guide. raccomando amici, andate subito sull'app, cliccate, perché quando si parla di Calabria voi lo sapete, Fammi capire, non abbiamo quindi né solo su filtri app né... oppure hai fatto una No, non è digitalizzazione su Google? Quindi... No, e allora è un sito web, il mio sito web dove c'è la parte del blog con i racconti e la parte della mappa, quindi una professore. mappa visibile con qualsiasi dispositivo, si può navigare e se ti crei il tuo account puoi segnare, salvare i tuoi desideri calabresi da realizzare. Laura, devi sapere che se abbiamo lo chef, lui diventa il gastronomo. Se abbiamo la persona che parla di digitale, lui diventa il Digitologo. il Il digitologo. No, Il io digital non sono marketer. io sono per prima- tutto ciò che si chiama cultura con la C Certo. maiuscola. Maiuscola. Bravo. Quindi Prima di lasciare Laura ci deve dire una frase, prima in milanese e poi in calabrese. Oh Dai, mamma, abbiamo qua interrogarti siete qui. tremendi. ma Sono tremette, l'ho la detto, Sciura sono poverina lasciala riposare che è stanca, quindi Dai, una frase, Dai, un due parole. dialetto. Allora, in dialetto, il detto che insegna sempre mio papà, che è un agricoltore Di bello, quelli di quelli ecco sanizi. perché si parte anche E noi già sappiamo mi piace che- perché ha detto che sono saniti. Sì, dai. Laura, sappiamo Sì. che qualche giorno fa è stato anche il suo compleanno, giusto? Esatto, è stato il suo Quindi- compleanno. Gli auguri a tuo padre, quindi? No. Facciamogli 60. Ah, gli auguri al papà o a Laura? Non ho No, capito. mio papà, Ah, fatto papà, 60. facciamo gli auguri al papà, tanti auguri, caro papà. Comunque Senti, vai, papà frase- insegna l'urtu vol l'uomo morto. Ok, Cioè- in milanese ora la voglio sapere. Vai. Fa bella luce. Sai. Gliel'ha Ti è detto, piaciuto, non ho hai visto? capito niente ma l'ha detto. Vabbè, vai su Google Grazie. e cerca il significato. Ok. Vediamo se c'erano messaggi sia per la Pometti Family e sia per Ci sono, Laura. ci sono. Allora, Vai. Laura, io ti leggo un saluto a Laura da Cetraro, conosco personalmente lei e l'amore che mette in quello che fa, racconta la Calabria che meritiamo, Nubacione, Ilenia e Gaia. Per- Complimenti Pometti. Laura, porta sempre avanti il tuo progetto, la Calabria è la nostra terra e tutti potranno conoscerla. Grazie, Quindi che bello. ti seguono in tantissimi, Laura. Invece per quanto riguarda la famiglia Pometti, abbiamo la famiglia Pometti di Lodi, è l'orgoglio della Calabria, e poi Gina Parrilla ci scrive: complimenti per la trasmissione, è un piacere ascoltarvi e riscoprire insieme le bellezze della Calabria, non solo in sede ma anche esportata fuori regione e nel mondo. Rosy, sei bellissima, profonda, la tua poesia toccante, emozionante. Un saluto affettuoso a tutta la famiglia Pometti e a Giuseppe Poi- Greco e a tutto lo studio. Poi, Grazie. grazie. Quindi come vedete siamo proprio in direttissima. Scrivete perché daremo spazio davvero a tutti. Io mi sposto dall'altra parte, così nel frattempo qui, come sapete, fanno il cambio dell'ospite, devono sanificare, igienizzare velocemente. Io passo dall'altra parte, saluto Laura però. Ciao, Laura, grazie. è stato davvero un piacere. Anche per me. Ti aspettiamo prossimamente e con altri posti da scoprire Va bene. della nostra meravigliosa Calabria. Ricordiamoci Grazie. sempre una provocazione senza offendere nessuno: il calabrese per amare la Calabria la deve conoscere Esatto, davvero. esatto. Ok? Grazie Laura, Grazie. grazie per essere stata con noi. Alex, ti ho visto un po' spento in questa fase, come mai ti ho visto un po' spento? No, stavo pensando. Che Adesso- stavi pensando? Adesso cosa Da cambia? qui a breve ripartirà la musica, stai sereno, se riparte Sanremo credo che tutto piano piano ripartirà. Non vedo l'ora, Eh? non vedo l'ora di tornare Parleremo poi di questo festival cantare. dopo, a rientro. a cantare insieme. Vedremo come è andata. Allora ti lascio con un brano musicale. Nel frattempo, cari amici, io sto aspettando il prossimo ospite, che è Leonardo Trento. Mi dicono che lo stanno già microfonando, quindi manca poco per accoglierlo nel nostro studio. Rimanete con noi, non cambiate canale. Che musica ci fai ascoltare, Alex? Che Sempre sorpresa. Sempre a sorpresa. Te lo Prego. dice mai. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono di Fagnano.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono di Rossano, rossanise vero. Faccio il giro di tutta la Calabria. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Grazie, però adesso non è più Rossano ma è Corigliano Rossano, giusto? Non ci stava, l'ho dovuto accorciare. E lì devi stare poi nel tempo. Fatemi salutare il nostro ospite, Leonardo Trento, ben arrivato. Caro Leonardo. Grazie Giuseppe dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie a te, davvero di cuore, perché in questa nostra rubrica di approfondimenti di uomini di questa terra di Calabria che hanno fatto tanto, hanno dato tanto, è stato selezionato anche Rocco Trento, cioè tuo papà. Questo ci fa davvero... Un grande piacere questa scelta che avete fatto, ci fa davvero... anche perché è importante secondo me, soprattutto per le nuove generazioni, far conoscere le persone che hanno dato tanto alla nostra regione e che si sono contraddistinte. Mio papà è morto ormai da 28 anni, però in ogni angolo di questa Calabria, quando si gira e si dice che si è di Cariati, perché noi siamo di Cariati, subito all'attenzione, nella quasi totalità della gente con cui si parla, dice il paese di Rocco Trento. Poi quando scoprono che sono il figlio o che qualche familiare, allora la commozione, il sentimento, ma anche vedere gente che ha avuto la possibilità di conoscerlo, parlarne con questo affetto, con questa nostalgia, ci riempie di orgoglio e ci dà una grande dimostrazione, insomma, che dopo tanti anni, se ancora se lo ricordano, vuol dire che è riuscito a lasciare un segno attraverso le cose che ha fatto per questa nostra regione e per i calabresi. Bene, e allora ricordiamo insieme, facciamo un po' di passi indietro, avremo anche delle immagini che ci supporteranno e soprattutto avremo un servizio anche, un estratto che tu ci hai portato, che lo vedremo insieme. Anzi, pregherei la regia di mandarmi questa prima clip di un servizio andato in onda su Rai 3. Mi sembra che è questo, giusto? Sentiamo l'intervista di Franco Bruno. Santo cielo, al di là poi di verificare quali sono i comportamenti dei singoli, fatto sta che un colloquio riservato è diventato argomento di un comizio in piazza tenuto da Ciccio Macri, e questo è successo in un processo penale a Reggio Calabria. Vedo un maresciallo dei carabinieri che si presenta a testimoniare in favore di Macri. Io difendevo Meduri e Giardini, due consiglieri regionali del movimento sociale di allora, e poi andiamo ad acclarare che la moglie ha assunto l'ospedale, la carriera facile, cioè nella stessa USL, e però dopo questa denuncia nessuna cosa si è mosso, ognuno è rimasto tranquillo laddove era. E quando ho fatto presente che attraverso i decreti regia, così la giuntivi, argomentiamo esempio, insieme a Leonardo, ecco la figura proprio del papà. Partiamo però dal ruolo, ecco, che ha rivestito, il ruolo politico di primo piano che ha rivestito tuo padre. Com'è nata, secondo te, questa sua passione? Ti ha mai detto com'è nata questa passione per la politica, per il territorio? Mio papà veniva da una famiglia umile, il nonno era un pastore,
e non ha mai avuto vergogna di dire e di raccontare le sue origini. Con sacrifici si è laureato in giurisprudenza a Napoli e subito dopo la laurea si è avvicinato alla politica. Erano anni difficili perché non tutti potevano fare politica a quei tempi, c'erano le caste e quindi affermarsi per portare le istanze dei più deboli, degli ultimi, di quelle fasce di popolazione che non potevano difendersi e che non potevano in nessun modo far valere i loro diritti, era la molla che ha scatenato in lui questa passione politica così forte. Mano a mano che è cresciuto un territorio, perché ha ricoperto la carica di consigliere comunale, di assessore, poi è stato eletto alla provincia dove ha ricoperto l'incarico di vicepresidente, di assessore al bilancio, poi sindaco di Cariati, poi l'elezione nel 1985 al Consiglio regionale della Calabria, dove è stato vicepresidente del Consiglio regionale e poi assessore regionale alla sanità. Arriviamo a tutto questo e li analizziamo uno per uno, perché intanto ho pregato la regia di far scorrere le immagini, lo abbiamo visto anche con la fisarmonica in mano. È la sua grande passione. Ecco, parleremo anche di tutto questo, anche la passione per la musica e la fisarmonica in particolar modo. Ma intanto tu quanto senti il peso politico di questa eredità politica, ecco, che ti ha lasciato? Guarda, lui mi ha avvicinato alla politica. Diciamo che se la politica si fa seriamente, la si ha dentro. E quando ti si inculcano determinati valori, l'onestà prima di tutto, ma anche l'amore verso la propria terra, la capacità di fare la politica per gli altri, sono cose che ti vengono in maniera naturale. Io ho avuto la fortuna, mio papà mi portava con lui e non mi mandava a scuola, nei tempi delle scuole medie, dell'istituto superiore, e diceva sempre a mia mamma: un giorno con me sono come 100 giorni di scuola. Ho avuto la possibilità, pur bambino, adolescente, di vivere una forte presenza della politica nella nostra famiglia, nella nostra vita e tutto quanto. E ho avuto la possibilità di conoscere la politica, quella vera, di essere cresciuto a una scuola politica che purtroppo oggi non esiste più, perché oggi tutti fanno politica, ma difficilmente fanno quella politica che si faceva una volta e i risultati si vedono. Leonardo, perdonami se ti interrompo, noi ci conosciamo, posso darti del tu tranquillamente nell'intervista. Nella sua biografia leggo che tuo padre è naturale schierarsi dalla parte dei più umili e dei senza voce. Come si è sviluppato questo sentimento nel corso della sua attività politica? Un episodio che anche ricordi? Tu considera che lui era avvocato, un appellativo che gli riconoscevano tutti era quello dell'avvocato dei poveri. Il 90%, il 95% delle cause che faceva non si pagava, erano tutte persone bisognose che non avevano la possibilità di difendersi altrimenti, e andava proprio alla ricerca di quelle cause particolari che dovevano però riscattare la dignità dell'uomo, perché la prima cosa che ha posto sempre al centro della sua azione politica è stata sempre la tutela della dignità della persona, che è una cosa importantissima, di cui oggi purtroppo si ha poca traccia nelle attività politiche che vediamo. Da assessore al bilancio della provincia di Cosenza, tra le altre cose, riesce a stabilizzare i diversi lavoratori precari. Perché per lui, secondo te, era così importante questo gesto? Perché c'era la necessità di dare dignità alla persona e quindi il precariato di cui oggi tanto si parla, già allora la fine di questa situazione ha consentito, ma non soltanto quando era la provincia, quando era la regione, anche e soprattutto, di mettere tantissime persone di questa nostra terra in condizione di poter avere un lavoro stabile, di poter avere una dignità professionale, un lavoro che consentiva sia l'arricchimento da parte dell'ente che li ospitava, ma anche e soprattutto delle persone che avevano una tranquillità e una sicurezza. Secondo te, tra essere stato sindaco di Cariati e il consigliere regionale della Calabria, cosa gli ha dato più soddisfazione? Beh, guarda, Giuseppe, sono tutte vicende diverse. Il primo gesto che ha fatto come sindaco con la fascia e una ruspa è andato a demolire
decine di case abusive sulla spiaggia per territori, per realizzare strade e per ripulire tutto quello che era situazione di degrado urbanistico ma anche di buon paesaggio. Da assessore alla sanità è la persona che ha realizzato il primo piano sanitario della nostra regione. Oggi si parla tanto di sanità e del disastro della sanità nella regione Calabria. Andava fiero lui di questo risultato. Il primo piano sanitario è stato fatto da mio papà, voluto fortemente. La riforma delle USL, 33 USL nella nostra regione, ridotte a 11 proprio per eliminare quei centri di potere, quegli sprechi che c'erano nella sanità, che ci sono ancora oggi, magari in forma ancora più grave. Abbiamo visto di recente, no? Damiano, volete... No, diciamo, io quando ascolto queste storie poi penso ai giorni nostri come grandi uomini che facevano tanti sacrifici per dare un'identità, per dare un futuro ai figli, che quindi siamo noi, e invece ci ritroviamo magari nelle mani... Quelle cose dette 30 anni fa che oggi ancora... Che ancora oggi, cioè, è come se tu costruisci qualcosa e ti viene buttato giù, quindi dei sacrifici buttati al vento, quindi questo è grande dispiacere. Io ti voglio fare una domanda, cioè quella era un'epoca di grandi uomini, perché non c'era solo tuo padre, c'erano tanti uomini in Calabria e in Italia. Quanto l'esempio di questi uomini poi ispirava altri uomini? Quello che manca oggi, cioè oggi magari non ci sono quelle figure da cui ispirarsi, perché se io penso oggi a un politico da cui ispirarmi non mi viene in mente nessuno, quindi questo fa la differenza secondo te? Sicuramente, quello che dicevo prima, se ancora oggi dopo 28 anni io vado in giro per questa regione e mi presento, ricordano la figura di mio padre, ma questa situazione capita con tanti altri personaggi illustri di questa nostra terra che con il loro impegno, il loro sacrificio, perché una volta fare politica era un sacrificio, noi non lo vedevamo mai, cioè era una rarità poterlo avere a casa, a tavola, a mangiare. Questo ecco, è il fatto che ci deve far capire l'importanza anche oggi di essere qui e parlarne alle nuove generazioni di quello che vuol dire fare politica, perché oggi è una parola talmente bistrattata e vista in negativo, e non è così, perché la politica è l'arte di servire, fatta bene, fatta come si deve, vuol dire dare un contributo alla crescita di una comunità, di un territorio, di una popolazione, di una regione. E non è più così purtroppo, perché si perde del tempo, si spreca del tempo e denaro, e le nuove generazioni ne pagano il prezzo. Perdonami Leonardo, ma parliamo di uomini che vengono da una tradizione diversa, quando la politica non era solo sacrificio ma era passione e studio, c'era la scuola di formazione politica. I grandi partiti dell'epoca come il Partito Socialista, la DC, lo stesso il Partito Comunista, avevano queste scuole di formazione dove formavano e forgiavano questi uomini all'attività politica. La politica era passione ma anche missione. Ma guarda, cioè, se parliamo di uomini come Rocco Trento, Misasi, si allontanano così i giovani, Principe. Cioè, Scusate, si allontanano secondo voi così i giovani dalla politica senza degli esempi, senza fare certo che si allontana. Vincenza, prego. Vincenza. Questo è un discorso che a me sta particolarmente caro, Leonardo. Tra l'altro io sono d'accordo con quello che dice Antonio, probabilmente prima la politica in realtà era proprio vita, era uno stile di vita, è quella che oggi noi magari comunemente diciamo io ho la mia filosofia di vita. Oggi abbiamo tanti politicanti, no? E allora io ne approfitto anche perché ovviamente arrivano dei messaggi, perché così come colpisce a me questo discorso, colpisce tante altre persone che magari si sentono, come abbiamo detto finora, un attimino anche abbandonate e non rispettate e rispecchiate. Abbiamo tanti politicanti, ma pochi politici. Forse nessun politico. Allora io ti chiedo, anche per l'esperienza che ho avuto, perché anche io in famiglia ho avuto un'esperienza, ho vissuto un'esperienza molto forte e di questo mi sento veramente fortunata. Che tipo di carico ti senti sulle spalle in accezione tanto positiva quanto negativa, e cos'è che ti ha lasciato tuo papà? Uno degli insegnamenti più importanti proprio che hanno a che fare con il vero modo di fare politica. Insegnamenti tanti e credo tutti importanti, l'amore per la propria terra e la passione che uno deve mettere in quello che fa. Io ho fatto anche politica, la faccio tuttora, ma io a 6 anni
facevo l'annuncio con la macchina, poi sono passato ad attaccare i manifesti, poi sono entrato in sezione perché mi hanno dato la possibilità di entrarci e a 17-18 anni mi hanno dato la possibilità di dire la mia prima parola, pur essendo figlio di. La prima volta sono stato candidato perché figlio di, poi però ho camminato con le mie gambe, perché, ripeto, ho avuto la possibilità di vivere a una scuola politica, quella di mio papà, ma anche di altri. E sinceramente oggi questo manca e non c'è più, perché non ci sono i partiti, non c'è formazione, c'è internet che consente a tutti di capire di tutto e di dire tutto, e quindi questo porta a non avere la competenza e la capacità di poter affrontare i problemi, di mettere in campo idee e di dare soluzioni, perché è quello che manca. Volevo entrare un attimo, scusami Vincenza, Gabbani, poi... e chiudo, siamo ormai tuttologi con il web, quindi purtroppo assolutamente. È così. Entriamo un po' più nella sfera familiare, privata, no? Che uomo era nella vita privata e nel rapporto con te, a parte con l'episodio scuola e altri insegnamenti di vita? Allora, proprio il rapporto che avevate. Era un uomo attaccato alla famiglia tantissimo, ai figli, alla mamma. Era un uomo anche che amava la musica e la cultura. Io ho portato un libro di poesie, di racconti popolari che abbiamo pubblicato subito dopo la sua morte e che racchiude una parte dei suoi scritti in versi. Mi date la foto con la fisarmonica, regia, per favore? E ti vorrei leggere, proprio per parlare della tua domanda, una poesia dedicata a mia mamma, che è molto bella. A Verità Pittia si chiama. È in dialetto? Sì, sì, tutto benissimo. in dialetto. Sono ce la versi in facciamo dialetto. prima di andare in pubblicità? Sì, ce la facciamo. No, è piccola, è piccola. Dai, tanto è corta, così poi ci salutiamo proprio con la poesia, con Leonardo. Quando ti viro l'anima mi sento, tutta incantata e cini contentizza, candalumunno tutta la ricchezza, non vali quanto a te per un momento. E questa era una delle prime poesie che poi comunque si dilettava. E dopo i comizi che teneva per tutta la regione, apriva il cofano della macchina e si soffermava con i compagni, con gli amici, con gli amministratori, con la fisarmonica, e si passavano le serate in maniera conviviale e amicale soprattutto, cosa che manca anche oggi, perché prima la politica era anche amicizia, era rapporto umano, personale, cosa che oggi non c'è più perché si è perso tutto. Leonardo, ma i grandi leader politici erano tutti amici, cioè fondamentalmente, sì, però poi la politica c'era rispetto tra di loro, anche abbiamo un messaggio dalla social room. Ti leggo al volo. Io sostengo da molto tempo che ci vorrebbe una scuola di politica per insegnare alle nuove generazioni la responsabilità di amministrare per il popolo e non per i singoli. Grazie Leonardo per la tua testimonianza. Luca Lofoco. Grazie a voi per questa possibilità che ci avete dato oggi di ricordare mio papà, ma anche e soprattutto di far vedere alle nuove generazioni, quelle che credono poco nella politica e nella possibilità di cambiare le cose, abbiamo che dato ci un sono messaggio, state cioè abbiamo dato dei messaggi persone importanti. che hanno dedicato la propria vita a che le cose cambiassero e migliorassero soprattutto per le generazioni di oggi. Grazie Leonardo per essere stato con noi. Io mi alzo, purtroppo non ci possiamo dare la mano, ci diamo giusto un pugno così veloce e andiamo in pubblicità. Resta pure Leonardo, tanto andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo. Grazie ancora per essere stato con noi. Rieccoci cari telespettatori e ben ritrovati, siamo ancora qui nello studio di Tenne e Lode e adesso un nuovo blocco per parlare ancora con dei giovani, ma soprattutto delle persone che amano questo territorio, amano la Calabria e si stanno impegnando per portarla ai piani alti, come si suol dire, dal punto di vista della comunicazione e della promozione, perché è importante dire proprio quello che è il termine giusto, la promozione. Sono in compagnia dei Go For Round, è giusto? È pronunciato bene? Esattamente, sì. Buonasera, buonasera all'artefice, io ho i nomi di tutti quanti, partendo dalla mia destra abbiamo Fiorello Infusino, buonasera. Francesco Calabrese, Francesco Capalbo buonasera. E Sara Fasano. Buonasera. Allora, partiamo subito con il... Come ha detto lui, il promotore, cioè quello che ci racconta chi sono intanto i Go For Sound.
Allora, Go Around, cerchiamo di chiamarci. Vi spiegherò dopo magari bene perché ci chiamiamo in questa maniera complicata, con il 4. Go Round. Go Around. For round. Go for round. Ok. Questo progetto nasce come una sorta di prodotto, se vogliamo, di eventi che sono accaduti nella mia vita nel corso dell'ultimo anno. Infatti, dopo il lockdown io sono ritornato qui in Calabria a lavorare in smart working. Io ero andato via per lavoro e lavoravo a Milano. E da allora ricordo che quando sono tornato in Calabria ho iniziato a passare le giornate a sognare, a fantasticare, a delle idee di viaggio. Perché purtroppo mi vedevo chiuso in casa, quindi sognavo e fantasticavo. E in questo fantasticare però purtroppo avevo un grande blocco che era dato dalle restrizioni. Quindi diciamo che questo è stato un fantasticare che è durato per poco tempo, perché purtroppo, come sappiamo tutti, le restrizioni sono aumentate giorno dopo giorno e hanno reso complicatissimi gli spostamenti tra regioni, figuriamoci viaggiare all'estero. E allora ho deciso di rimanere qui in Calabria. Ed ero, tra virgolette, anche motivato nello scoprire nuovi posti, nuovi luoghi che nessuno magari conosce come dovrebbe. E quindi a questo punto ho valutato l'idea di fare qualche cosina per la Calabria, però ancora non ero pronto. Cosa succede? Succede che poi si è andato nel mese di novembre 2020. Nel mese di novembre 2020 credo che la Calabria abbia passato uno dei mesi più bui della sua storia recente, perché sui telegiornali, nei giornali nazionali c'era pieno di notizie che facevano passare la Calabria come quella terra di mala sanità, di scandali che purtroppo tutti conosciamo. E poi, ripensando anche un po' al mio passato da studente universitario che non vedeva l'ora di andare via dalla Calabria, perché tutti gli studenti universitari calabresi, soprattutto la maggior parte, vedono l'andare via dalla Calabria quasi come se fosse l'aspettativa di una vita. E allora ho unito tutte queste cose, questi blocchi, ho pensato che era arrivato il momento di dover fare veramente qualcosa per la Calabria. Però io non potevo farla da solo. Avevo in mente un'idea che necessitava di più voci da mettere insieme per dare un messaggio forte e chiaro alla Calabria. E da lì allora la prima persona che mi è venuta in mente è stata il mio storico compagno di banco delle elementari, con cui non avevo più rapporto, che è proprio Francesco Calabrese. Sì, è un giorno di fine novembre quando Fiorello mi contatta a proposito di un'idea, di un sogno da realizzare insieme sulla Calabria. Mi parla di viaggi, racconti, anche gastronomia, imprenditoria. Io ovviamente sono sempre stato appassionato di questo. Nel mio percorso ho studiato la Calabria, la storia, l'arte e ho anche viaggiato il più possibile in questa terra e non solo. E diciamo che subito ho risposto sì alla proposta di Fiorello e ci siamo pian piano attivati per mettere insieme questo progetto e per concretizzarlo sempre. E da lì proprio la ricerca di un nome, di un qualcosa che potesse rappresentarci. Ecco, partiamo proprio da questo. Perché questo nome? E poi la regia pregherei di mandare la prima clip video. Assolutamente. Abbiamo deciso di chiamarci Go Around inizialmente, proprio perché volevamo avere quel senso di andiamo in giro, facciamo viaggi. Poi ho detto cerchiamo di creare però un nome che sia personalizzato. Andiamo su Instagram, guardiamo i nickname presenti e facciamo quello che fanno i ragazzi della generazione Z, oppure se vogliamo i millennials. Adesso utilizzano i numeri anziché le lettere. La A la scambiano con il 4, la E con il 3 e quindi ho fatto, vabbè, creiamo un Go 4 Round. Anche in questo modo possiamo esaltare il termine round, così noi andiamo in giro per round. E da lì poi c'è nato il nostro motto storico di chiusura di tutti i video, che è proprio ci vediamo al prossimo round. Vediamolo insieme.
Questa era una delle prime clip. Intanto che Fiorello ha anticipato che ha trascinato nel progetto il compagno di banco, pian piano ha avvicinato tanta altra gente. Con voi anche Sara. Ecco, il ruolo di Sara qual è? E come sei riuscito a trascinare anche una donna nel progetto? Perché, ecco, l'importanza di avere anche Sara nel progetto? Beh, allora, Sara, diciamo che è stata quasi la realizzazione di un sogno che avevo da sempre, che era quello di riunire, come ho detto prima, persone differenti all'interno di questo progetto. Io ho pensato con Francesco Calabrese di parlare di azienda ad un certo punto e di raccontare le realtà calabresi, gli spiriti imprenditoriali. Però io non mi sento una persona da TV oppure da YouTube. Non credo appunto di poter avere, diciamo, la portanza che ha benissimo Francesco Calabrese. Quindi avevo bisogno di qualcuno che mi potesse dare una mano, sia con il suo personaggio, ma anche con la sua voglia, con il suo spirito per raccontare le aziende. E da lì ho pensato quindi di contattare Sara ed è stata veramente una scoperta bellissima e piacevole, perché ho conosciuto una persona che poi ha tanto da dire, è sicuramente molto, ma molto appassionata della sua terra. Sentiamo proprio Sara. Allora, Sara, com'è stata questa esperienza? Com'è tuttora questa esperienza? Sì, allora, per quanto mi riguarda è un'esperienza che è iniziata da poco, relativamente da poco, però sono stata subito molto presa dall'idea di Fiorello. Più che altro mi sono davvero ritrovata in quello che era il suo progetto, perché come lui anch'io sono andata via dalla Calabria per studiare, sono andata via per lavoro e anch'io mi ritrovo qui dopo tanto tempo. E soprattutto anch'io come lui ho molta voglia di dare valore alla Calabria, che è una cosa che molte volte viene messa un po', non so, o viene data troppo per scontato o comunque non viene data molta importanza a questa cosa. Quando mi trovo fuori mi chiedono da dove vieni, qual è la tua città, io dico sempre con orgoglio che sono calabrese. E spesso si va a parlare, non so, dei problemi che sono legati a questa terra, ma secondo me questo progetto è proprio la dimostrazione che i problemi ci sono, ma come in qualsiasi posto nel mondo, non solo in Italia, però ci sono anche un sacco di cose positive. Tanta positività. Esatto. Vediamo nella prossima clip proprio un intervento di Sara mentre racconta uno di questi meravigliosi posti. Vediamolo insieme. Oggi siamo a Vaccarizzo, un piccolo borgo calabrese che è stato premiato da un prestigioso istituto americano. Siamo in un borgo ricco di storia. Vaccarizzo è una frazione del comune di Montalto Ufugo in provincia di Cosenza, posta ai piedi dell'Appennino paolano. Qui a Vaccarizzo vivono all'incirca 500 abitanti. Emigrazione, case vuote, sogni lontani fino al 2019. 2 anni fa il MIT di Boston, prestigioso istituto di tecnologia del Massachusetts, ha voluto fare di Vaccarizzo un prototipo di rigenerazione sociale, selezionando la proposta di ripopolamento presentata dalla startup italiana Brit. Da qui nasce il progetto I Live in Vaccarizzo, una piccola comunità cooperativa che adesso andremo a conoscere. Grazie. Raccontare questi posti. Quando immagini, quando sei stata fuori, quindi sei partita, l'hai detto tu stessa, no? Tu stessa esatto. Sono andata fuori, quando li hai rivisti questi posti, hai pensato se ti è mancato del tempo per... quanto tempo non si è potuto dedicare a questo tipo di promozione? Allora, la cosa che più mi fa pensare molte volte è l'ignoranza che io per prima ho nei confronti di tutti questi posti che abbiamo in Calabria, posti bellissimi. Alcuni magari che conosciamo così per sentito dire. Qua ci vuole un applauso proprio di quello proprio, guarda, ha detto una cosa giustissima. Ma in realtà mi sono resa conto che ho sempre viaggiato molto, ma non ho mai visto davvero la mia terra. Ed è una cosa che mi dispiace tantissimo e che con il tempo vorrei Facciamocene tutti noi, una mia colpa, no? Cioè noi calabresi non conosciamo bene questa terra. Se non andiamo, se attraverso questi prodotti, anche che voi confezionate così bene, per farci innamorare di questi posti, la Calabria non si conosce fino in fondo, non riusciremo mai a Questa vedere. è una delle ragioni per cui è nato il nostro progetto, diciamo. Bravi. Cioè, è una sorta di servizio anche culturale e di educazione. Sentiamo, Sara, ritorno da te fra pochissimo, cosa ne pensano i nostri opinion leader di questo progetto?
Ah, è un bel progetto, interessante. Finalmente vedo che i ragazzi, i giovani, cominciano a capire l'importanza del nostro patrimonio. Spesso quando vanno nelle agenzie di viaggio devono subito prenotare per andare a Dubai, per andare in Giappone o quant'altro. Noi abbiamo una terra fantastica che non conosciamo. Io non rientro in questa categoria perché io la Calabria la conosco da cima a fondo, perché io la amo, la porto in tutto il mondo, in tutte le mie attività culturali che faccio. Basti pensare, da Era Lacina andiamo ad Ipponia, da Reggio Calabria, il chilometro più bello d'Italia, andiamo alla Cattolica di Stilo, andiamo al Patirion, scendiamo nel parco archeologico di Sibari e poi alle grandi ricchezze storiche, enogastronomiche della nostra terra, perché come dicevamo in puntate precedenti con la presenza dell'assessore regionale al turismo, le nostre fabbriche sono la cultura e sono il patrimonio architettonico, quindi noi dobbiamo ripartire da qui e mi fa piacere che i giovani ragazzi che sono andati fuori a studiare ritornano, si trovano in questo periodo di lockdown, di fermo biologico, io l'ho definito un fermo biologico, anche se le idee si accavallano nelle menti della gente, soprattutto dei ragazzi, dei giovani. Mi fa veramente piacere perché se noi prendiamo consapevolezza di quello che abbiamo e del nostro patrimonio, noi possiamo vivere tranquillamente 365 giorni all'anno in serenità nella nostra terra, perché ribadisco, non abbiamo bisogno di grandi major che devono venire a investire qui in Calabria, perché le abbiamo già naturali, e sono il mare, la montagna, il patrimonio artistico, è da lì che bisogna partire. Fammi sentire anche Capalbo, la collaborazione con Fiorello. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. A te benvenuto. Grazie. La mia collaborazione con Fiorello, parte diciamo quasi subito dopo Francesco. Lui mi chiama perché aveva bisogno di un videomaker, anzitutto. Però io diciamo che il mio background è tutt'altra cosa, nel senso che io sono un attore teatrale. Prima sono tornato appunto per il lockdown, ma ritornando alla domanda, Fiorello mi chiama come videomaker e come lavoratore dietro al computer, quindi post produzione. Quindi iniziamo a fare il nostro primissimo video a Montalto e dopodiché quando riusciamo a trovare altri videomaker molto più competenti di me, perché comunque sì, ci so fare, ma sicuramente c'è qualcun altro qui in Calabria molto più bravo. Fatemi ritornare a fare anche il mio ruolo di attore, voi fate i videomaker, perché poi immagino che Fiorello è anche abbastanza, come dire, non mi viene il termine, ma abbastanza, come dire, preciso, no? Esigente, ecco, non mi veniva il termine. Quindi convergiamo in un'unica soluzione, quale rendermi performer di questo progetto, quindi interpretando e analizzando a livello narrativo e a livello appunto di parola, per quanto riguarda dare una parola al video con la dizione e quindi dare una performance anche al video stesso con poesie. Per cui il nostro progetto in sostanza si sta evolvendo in questo e posso esserne solamente fiero di questo. Bene, ritorneremo con i nostri amici. Sì, abbiamo Antonio. Se no poi dimentico e credo che sia fondamentale perché abbiamo pochissime ore ancora. Approfitto perché si parla di territorio. Poche ore ancora per votare il platano di Curinga. Entro la mezzanotte di oggi possiamo votare il platano di Curinga come albero europeo. Ricordiamo che nel 2020 è stato proclamato albero italiano per il 2020, quindi ancora Calabria testimonia la sua presenza, la sua forza, quindi invito i telespettatori a votare perché il nostro patrimonio... C'è una piattaforma, sì, per l'elezione dell'albero europeo. Il platano di Curinga è candidato a questa proclamazione molto importante. Giuseppe, solo una battuta. Sì, intanto, Fiorello... Scusami solo un secondo, fatemi vedere se è pronta Giulia per cantare. Ok,
Perfetto. No, quello che diceva Fiorello all'inizio, no? Che magari andare via dalla Calabria veniva visto come un traguardo, come una sorta di... Noi grazie a questi lavori dobbiamo riuscire a rimanere qui come traguardo, cioè io rimango qui perché la terra sta crescendo e quant'altro. E poi voglio chiedere a Francesco, dici questa è un'opera straordinaria, aprendo con una mano. Vai. Questa è un'opera straordinaria. Alberto Angela, ragazzi, uguale. Abbiamo cercato comunque in ogni modo di scongiurare questa assoggettazione dall'inizio. Ovviamente io nasco, la mia passione per la storia, per l'arte nasce anche da Alberto Angela, questo non posso negarlo, quindi molto spesso mi ritrovo a somigliargli abbastanza nella narrazione. Pian piano però ovviamente con i video viene fuori una figura diversa, quindi esce fuori più il Francesco Calabrese. Esattamente, ed esce fuori soprattutto quando mi ritrovo estasiato di fronte alla bellezza che ha la Calabria da raccontare. Ci sono ruderi di castelli, rovine, di siti archeologici pazzeschi che in altri posti del Mediterraneo che ho frequentato, visitato anche personalmente, non esistono. E in Calabria non ci rendiamo conto di quanto sono incredibili e non sono neanche bellezze paesaggistiche e considerati dall'UNESCO, tra l'altro. Uniche. Diverse strutture riconosciute. Sara, il posto più bello che hai visto grazie a questo progetto? Allora, io penso sempre che il posto più bello devo ancora vederlo, no? Bellissima risposta. Bellissima. Non so dire quale sia stato il più bello perché ogni cosa ha un suo... Quello che ti ha colpito di più però in queste puntate che hai realizzato? Ma allora... Attenta agli spoiler, Sara. Esatto, quindi non saprei. Davvero, però il posto più bello rimane sempre casa per me, quindi io vivo qui, è inutile. È la Calabria, il posto più bello è la Calabria in generale, quindi valorizziamola e cerchiamo di scoprirla sempre di più. Ragazzi, siete giovani, quindi approfitto del vostro e dell'impegno un po' di tutta Tennellode che sta cercando di lanciare un messaggio ai giovani: non fate la valigia, non andate via, oppure fate la valigia, andate a fare le vostre belle esperienze, cercate di captare le cose, da noi, portatele in Calabria, anche se dobbiamo copiare qualcosina, non importa, andiamo, copiamo, poi qui cerchiamo di risistemarla meglio con tutte le maestranze, con tutti gli addetti ai lavori, come ha detto lui, senza fare i tuttologi, ognuno deve fare la propria parte e se viaggiamo in squadra insieme si vince. Quindi cosa vi sentite di dire ai giovani della vostra età per non lasciare questa terra? Sì, allora io... quello che vorrei dire è intanto il messaggio che attraverso i video di Sara cerco di lanciare. Ci sono persone come me che sognano di andare a lavorare fuori dopo la laurea perché magari non sono informate delle specialità che abbiamo qui a livello imprenditoriale, non conoscono tanti leader che abbiamo e molto spesso il loro sogno è: voglio andare a lavorare in una blasonata azienda della Silicon Valley. Con tutto il rispetto, assolutamente, lo puoi fare, però prima informati magari di quello che c'è qui. E poi vorrei lanciare un altro messaggio, che il Covid, secondo me, sta accelerando molto e che faremo risaltare con i nostri video, cioè la rinascita dei borghi. Questo sta portando tantissime persone adesso a ritornare qui in Calabria e a poter lavorare da casa. Non serve nulla, serve soltanto una connessione a internet stabile e un computer. Quindi si può lavorare tranquillissimamente per un'azienda di Milano o dell'estero nella propria casa. E noi vorremmo lanciare proprio questo messaggio qui, che è un messaggio di larghi contenuti. Cerchiamo di accelerare il processo di ripopolazione dei borghi. Portiamo le persone a rimanere qui, anche per lavorare per aziende dell'estero. Reinvestire anche nel centro storico. Ma investiamo qui. Ci sono comuni che possono essere ripopolati. Investiamo. Bene. Con questo... annuncio, con questo invito soprattutto da parte di Fiorello, noi sentiamo se dalla social room ci sono intanto dei messaggi e poi ritorniamo in studio. Abbiamo un po' di messaggi, in realtà sostanzialmente tutti quanti vi fanno la stessa domanda, cioè se vi state autofinanziando oppure se avete trovato un modo per portare avanti questo vostro progetto, perché effettivamente vi danno ragione quando voi stessi dite: l'importante è andare avanti, imparare anche da questa pandemia, siamo giovani, rimaniamo nella nostra terra e cerchiamo veramente di fare qualcosa di buono. Ma di fatto come ci siete riusciti? Allora, chi risponde? Rispondi tu? Magari rispondo io, sì. Beh,
Io questa domanda la sento dire spesso da persone, imprenditori, uomini di affari che mi chiedono: ma il vostro modello di business qual è? Io credo che la risposta qui non debba neanche essere data, e lo dico brevemente perché quando una cosa si porta avanti con passione e si fa semplicemente per lanciare un messaggio che vuole essere mandato ai propri calabresi in generale, questa è una cosa che viene fatta col cuore, viene fatta gratuitamente, quindi non ha neanche lo scopo e la necessità di arrivare a livello economico a qualcuno o a qualcosa. Noi lo facciamo quando andiamo magari a fare spot in aziende oppure quando andiamo a raccontare un posto, lo facciamo principalmente perché vogliamo lanciare dei messaggi. Non lo facciamo come un lavoro. Ti posso dire, guarda, mi sento di riprendere anche quelli che sono i messaggi che però ci stanno arrivando. È un'idea bellissima, però ad oggi mi sento di dirti che, paragonando, ovviamente non si vive di solo amore, no? Cioè nella vita io penso che il lavoro poi debba essere anche tutelato, e quando parlo di tutela intendo anche di avere un riscontro comunque di natura economica, perché quello che voi fate, quello che noi facciamo è un qualcosa che facciamo qui in Calabria, e per noi è normalità dire lo faccio gratuitamente perché è una passione, ma nel momento in cui la tua passione diventa potenzialmente un lavoro, ragazzi, parliamo della Costituzione. Non c'è nulla di male a dire che si possa creare un business economico su questo, perché la cultura per noi, come dicevo prima, nel messaggio che ho lanciato prima, la cultura deve essere il nostro volano di crescita, deve essere quel filo conduttore che nel recovery, dove si dice che il 50% di questi famosi finanziamenti devono essere dirottati al sud e soprattutto sullo sviluppo di questi territori, non c'è nulla di male che si possa creare un volano economico, Antonio, per voi ragazzi. Ci sarebbe qualcosa di male se non i ragazzi, Credo che in questo caso loro, non dovessero avere un tornaconto economico. La regione che deve accorgersi di loro. Credo che abbiamo una telefonata in linea, così se si deve agganciare al nostro discorso. È caduto nel vuoto. No, ma cioè, quello che volevamo dire sia io che Vincenza, ma anche credo il telespettatore, è che comunque lode e onore a questo progetto, tantissima lode, ma deve essere anche uno sprono per poter creare imprenditoria. Cioè, assolutamente. È la regione, Antonio. Aggiungo un asterisco del fatto che comunque noi siamo partiti adesso, ragazzi. Sì, ho visto. Già stiamo facendo dei passi da gigante. Intanto loro sono partiti da far conoscere la location. Poi a questo si aggiunge il discorso dell'imprenditoria, che oggi sappiamo bene che c'è la diversificazione ormai a spostare le aziende sull'imprenditoria digitale. Parlare di albergo diffuso, tu hai detto prima una cosa importante, con un computer si lavora da casa, prenotazioni e quant'altro, quindi un posto di lavoro lo posso avere tranquillamente anche qui in Calabria, se però quel centro storico non rimane come dire, triste come è adesso con le case. Giuseppe, entra in gioco il discorso di prima, no? La politica, no? Nota questa cosa, un sindaco nota la bellezza dei loro video, io voglio far conoscere il mio borgo, voglio far conoscere la mia città, li contatta e poi lì la regione deve fare qualcosa, se ci tiene, per amor del popolo, come si diceva prima. Così i giovani non vanno via dalla Calabria, esatto. Se gli diamo una visione e un'opportunità. Abbiamo la telefonata in linea, pronto? Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buonasera, mi chiamo Enrico. Non ho capito, mi chiamo? Ci ascolti dal telefono e non dalla televisione. Abbassi il volume della televisione a zero. Vediamo se è arrivato il messaggio. Pronto? Buonasera, mi chiamo Enrico. Enrico? Sì, si chiama Enrico. Buonasera, benvenuto. Da dove ci chiama? Chiamo da Montalto. Da Montalto. Prego. I maggiori sostenitori delle telefonate. Che parlano. Guardi, non abbiamo capito bene. Male. Può ripetere? Mi danno fastidio questi soggetti che parlano, però non sanno che la gente non può portare a pranzo e a cena qualcosa da mangiare. Ma con chi ce l'ha? Non ho capito, Cosa guarda. dicono questi? No, forse allora. Con noi ce l'ha. Qual è la vera portata della persona? Allora, guardi, non abbiamo capito la domanda, mi perdoni. Qual è la nuova portata di persone che non possono
cercare di portare il pranzo con la cena a casa. Cosa portate di buono? Noi niente, nel senso che noi siamo qui a raccontare quelle che sono delle storie, soprattutto quelle che i giovani purtroppo non possono... Non ho capito. Ma mi scusi. State vigili soltanto per voi stessi. No, guardi, allora, forse, io noi stiamo Giuseppe, parlando permettimi... noi stiamo parlando di un programma che, se lei si riferisce a quello che stanno facendo i ragazzi con questo prodotto, è quello di portare lavoro anche a dei giovani, che magari questo gruppo può anche crescere, per carità, e valorizzare dei territori, valorizzare delle eccellenze e soprattutto valorizzare delle maestranze, quindi dei ragazzi che possono un domani avere uno sbocco lavorativo anche in Calabria. Capisce? Questo noi stiamo dicendo. Noi non stiamo vendendo lavoro, noi non vendiamo lavoro, noi non stiamo vendendo il lavoro a nessuno, né tantomeno diciamo alla gente come deve portare il pane a casa, perché ognuno ci pensa per sé. Noi non siamo questi, non siamo gente che abbiamo la bacchetta magica e né lo possiamo fare in televisione. Quindi, se la sua domanda è come si fa per portare il pane a casa per i nostri giovani, bisogna dire semplicemente che i giovani si devono impegnare e cercare nella loro visione, nelle loro opportunità, anche la Calabria, perché la Calabria può dare un'opportunità. Questo è il nostro discorso. Non so se è arrivato questo messaggio. Signor, come si chiama lei? Ha detto? Enrico. Non so se non so se sono stato chiaro, signor Enrico. Ci ha fatto piacere però la sua telefonata e il suo pensiero. E Giuseppe, io mi sento di dire anche un'altra cosa al signor Enrico, che sicuramente noi accogliamo quella che è stata la sua telefonata, perché ritengo comunque sia anche un po' un grido, no? Di rabbia, come sì, giusto ragazzi, che sia, e di disagio, perché inutile nasconderci dietro un dito, è un momento storico estremamente complicato, signor Enrico, quindi noi come redazione, come studio, proprio come emittente televisiva di TEN, mi creda, le siamo assolutamente vicini. L'unica cosa che posso dirle: proviamo anche un po' a strapparle, se possibile, un sorriso, perché noi vinciamo quando facciamo questi programmi, vinciamo quando persone come lei magari riescono un attimo anche a respirare e a sospirare, perché in fin dei conti, Giuseppe, siamo tutti nella stessa barca. Grazie, signor Enrico. Grazie. Non so se ha aperto il collegamento col signor Enrico oppure no, ma va bene, così lo saluto. Grazie signor Enrico comunque per aver chiamato, e soprattutto grazie a chi della Calabria sta iniziando a parlarne in maniera positiva sempre. A valorizzarla, e a valorizzarla. è il Quindi giusto. cercare di tenere sempre più indietro, perché vedete quello che succede, ragazzi, purtroppo si parte sempre con la negatività, cioè la Calabria non offre, la Calabria non dà. Invece dimostriamolo che facendo rete possiamo farcela tutti insieme. Io vado in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati cari telespettatori. Allora, Francesco Calabrese, per chiudere, progetti futuri di GoAround. Allora, sì, sono tante le idee possibili. Da un punto di vista culturale, senz'altro vogliamo valorizzare musei, vogliamo creare eventi culturali, possibilmente anche podcast, reading. Siamo all'inizio, come dicevamo, quindi potremmo realizzare veramente grandi cose, pian piano, con passione. E poi ovviamente parleranno anche gli altri nella prossima puntata che concederemo. Ci saranno altre edizioni, altri video esatto. che andrete a girare, e noi avremo il piacere di vederli qui a Tennellode. Esattamente. Ok? Bene, allora grazie, fatemi salutare questo gruppo di giovani e do appuntamento a tutti quanti voi adesso con una bellissima voce che è quella di Giulia Lamboglia. Quindi, cari telespettatori, non cambiate canale. Per voi, Giulia.
inside, I'm waking up. I feel it in my bones. Knows you make my sisters slow. Wake up to new way, wake up to new way, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Ma complimenti Giulia, bravissima, brava. Ringrazio anche io Alfredo, Cecilia per questo impegno con i ragazzi della Voce Produzione che preparano tutta la settimana. Com'è andata secondo te? Bene. È andata bene, dai. Ritornerai a trovarci? Probabilmente. Probabilmente. Chi ti sta antipatico, Antonio? No. O Damiano? Nessuno. Il conduttore, sono antipatico io? No. Brava. Allora noi ti aspettiamo a braccia aperte quando vorrai ritornare, va bene? Grazie Giulia, puoi uscire dall'altra parte. Di là, di là. Bene, cari telespettatori, adesso andiamo avanti perché è il momento di collegarci con il mondo delle discoteche, il mondo dei DJ, dei produttori e soprattutto un'altra categoria che in questo periodo l'ha vista brutta, ma c'è chi si è saputo reinventare. Fatemi collegare subito con Cristian Marchi, vediamo se è pronto. Ciao! Eccolo Ciao lì! Ciao! Ciao Cristian! Benissimo, benissimo, un piacere. Grazie, buona domenica. Dove ti trovi di bello? Perché vedo dietro un allestimento bellissimo. A Mantova. Noi già lo sappiamo. Sei a Mantova? Si è sparsa la voce, sì, sono a casa mia a Mantova, nella mia veranda. Bellissimo, non era un effetto, quindi No, sai, Giuseppe, di quelli che organizzano la carte da No. parati dietro, Non no? ha lo Giuseppe, nel periodo del lockdown Vai, organizzavano vai, addirittura Vinci. le enciclopedie, Vinci, i vai. libri. Giuseppe, devi sapere che prima della trasmissione io ed Antonio ci siamo Sì. innamorati di casa. Ah, Solo di casa. Sua. Avete fatto gli apprezzamenti, quindi. Sì, no, Lo sì, poi stile sempre Shab è molto stare là. bello. Bene Cristian, allora partiamo subito. Intanto ti ringrazio Grazie a voi. ufficialmente perché hai già annunciato anche sui tuoi social, ai tuoi fan questa diretta con noi. Spero ne faremo anche altre perché stai raccontando il mondo dei DJ e dei produttori soprattutto in maniera egregia. Stai dando veramente tanta voce a questa categoria. Ma partiamo dall'inizio. Come e quando è nata la passione per quello che fai, Cristian? Così facciamo conoscere bene ai nostri telespettatori che sono collegati anche in streaming con noi, chi non ha avuto il piacere ancora di conoscerti, e poi andiamo avanti nella nostra... Certo. Vai. Beh, vabbè, io ho cominciato a 14 anni quando per far accettare alla mia famiglia questa cosa che appunto volevo fare il DJ, ho cominciato a fare l'elettricista di giorno. Ho smesso di andare a scuola e per 10 anni ho fatto l'elettricista di giorno, il DJ la notte e la sera in radio, quindi Cioè, la mia passione è nata così. hai dovuto prendere questo accordo con i genitori, faccio la mattina l'elettricista se mi fate fare il DJ la sera, per arrivare a dire che cosa? Che fare il DJ è un lavoro, non è solo una chiaro. passione o un hobby, è un lavoro dignitoso a tutti gli effetti. Certo, assolutamente. Poi, insomma, ognuno di noi interpreta il proprio lavoro a proprio modo. Io sicuramente negli anni mi sono strutturato con un team, con molte persone, con tanti collaboratori che lavorano come accade nelle migliori aziende, perché non cambia assolutamente nulla. Cambia la finalità, cioè performare in un locale facendo il DJ anziché fare della contabilità in un ufficio o vendere un prodotto fisico online o offline, dipende da dove si vuole fare la vendita, ma non cambia assolutamente nulla. Quindi fare il DJ è un lavoro assolutamente serio e fare l'imprenditore del mondo della notte è un lavoro assolutamente serio, e saluto ovviamente con molto affetto tutti gli imprenditori d'Italia e in particolar modo gli amici della Calabria, che ci sono tantissimi imprenditori seri che stanno aspettando di riaprire e ripartire per una nuova e super stagione estiva. Speriamo. Cristian, la pandemia ha stravolto un po' la vita di tutti quanti noi, no? Come ha cambiato la tua vita e il tuo lavoro? Prima quello che avveniva andando da una parte all'altra dell'Italia, dell'Europa, del mondo, grazie a Dio, grazie alla mia musica ovviamente, lo spiego perché io riesco a girare il mondo grazie alla musica che faccio, che non sono dischi in lingua italiana ma sono dischi in inglese.
Mi sono praticamente reinventato, ho rimesso in piedi praticamente il mio home studio che prima usavo come un pensatoio, diciamo, ma adesso l'ho sistemato molto meglio e ovviamente l'ho passato da categoria prosumer a professional e mi sono allestito il mio stage per poter fare il DJ set, le mie live da qui. È cambiato questa modalità. Prima questi incontri tipo il nostro avvenivano in modo cioè con la presenza fisica della persona in studio, mentre adesso si lavora molto, si sfrutta molto la tecnologia e usiamo ovviamente il digitale per far sì che questo avvenga nel migliore dei modi. Christian, i tuoi rapporti con collaborazioni nazionali e internazionali, ecco, come sei riuscito a mantenere questi forti legami? Devo dirti, guarda, riuscendo a fare un prodotto musicale che sia da esportazione, perché quella è la cosa fondamentale. Chiaramente se ci si rivolge solamente al, passami il termine, vicino di casa, giustamente si ha una nicchia molto ridotta. Se invece cerchi di fare delle cose che guardano ovviamente al mondo, almeno varcare le Alpi, quello porta bene e si riesce a mantenere questo rapporto. Senti, visto che si va sempre meno purtroppo ancora in questo periodo con queste restrizioni, con questo discorso di non poter entrare in un locale e ballare, divertirsi e quant'altro, mi prometti che almeno dopo, per chi ci sta seguendo da casa, può trascorrere ancora un po' questo momento con un po' di buona musica tua mixata, perché avere DJ Christian Marchi in diretta con noi non capita tutti i giorni, quindi aspettare che riaprano le discoteche ci vuole ancora un po' di tempo per gustare uno dei tuoi concerti e dei tuoi eventi, quindi mi prometti che dopo, alla fine dell'intervista, mi fai un pezzo? Assolutamente sì, molto volentieri. Non avremo un audio super perfetto perché abbiamo fatto una connessione con l'auricolare, quindi non mi prende l'ingresso della regia Skype, quindi sentirete quel che sento io nel mio ambiente. Velocemente, tu sei riuscito a trasformare anche la tua attività in quella che è la comunicazione per i grandi brand. Mi racconti un po' quello che hai fatto? Sì, guarda, quello che ho fatto è semplicemente applicare le regole che mi hanno permesso di ovviamente distinguermi rispetto a tantissimi altri, che ovviamente ognuno di noi ha il proprio metodo di lavoro, distinguermi attraverso dei contenuti sicuramente di grande valore, prodotti anziché per me stesso con finalità di ovviamente valorizzare quel che faccio, quel che sono, anche per determinati brand nazionali come Jaguar Land Rover, Carlo Pignatelli, Valvola Fashion il brand e tantissimi altri con i quali sto collaborando e ho collaborato. Senti, so che gli ultimi giorni per te sono stati molto ma molto impegnativi, ce ne puoi parlare? Che cosa hai fatto di... Ci puoi dare un'anteprima? Non ti ho più sentito, scusami. Ho detto, so che gli ultimi giorni per te, quest'ultima settimana è stata molto impegnativa, so che stai portando avanti dei progetti importanti, ce ne puoi anticipare qualcosa? Ci puoi anticipare qualcosa? Allora sì, guarda, mi piacerebbe molto, e sono in contatto ovviamente col presidente del SILB e tutti quanti, mi piacerebbe molto riuscire a far percepire questa cosa agli organizzatori, che sarebbe il caso di spostare il mondo della notte più sul serale, o meglio più verso il serale, in modo tale da anticipare un pochettino l'ingresso nei locali, l'ingresso in discoteca, per poter far sì insomma che non ci sia questa inibizione da parte del pubblico un pochino più adulto nel frequentare i club, perché ovviamente di solito l'esibizione mia è prevista per le 2:30, 3 di notte, e molti della nostra età, ovviamente anche persone di 30 anni, fanno fatica ad aspettare le 2:30 o le 3 di notte perché tu salga in console, e hanno ragione. Certo. E quindi sarebbe davvero bello anticipare un pochino gli orari, spostarli di 3-4 ore, quindi anticipare tutto magari, non so,
alle 11 o mezzanotte, partire, riuscire a farli divertire tutti, alle 2 chiudi tutto e il giorno dopo sono tutti freschi, quindi lavoreranno i ristoranti a pranzo, il doppio, lavoreranno i bar a colazione, il doppio. Allora vuol dire che molto di più. stasera alle 17 possiamo anche anticipare la pericena. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Io ne approfitto, vista l'amicizia e la stima che ci lega, Christian, e so che me lo consenti di dire queste cose. Abbiamo Damiano, il nostro opinionista, che vuole farti una domanda. Ciao Christian. Grande. Allora, Ciao Damiano. Volevo dirti, allora, nel tuo viso, nelle tue parole traspare un'energia incredibile, un ottimismo incredibile. Noi abbiamo avuto anche altri DJ che erano un po' più giù, no? Come, diciamo, visto il periodo. Ti è mai successo durante quest'anno che comunque ne hai sentiti altri di colleghi, cioè hai tirato su di morale un po' l'ambiente, cioè vi siete un po', come dire, avete fatto squadra? Allora, devo dirti che in generale, sai, non tutti la pensiamo allo stesso modo e non tutti, diciamo, siamo entrati in quel mindset che ti permette di essere un pochino schermato da tutte queste cose. Lo fa molto anche la larghezza delle spalle dell'individuo in tutti i sensi, ovviamente, intendo, nel senso che io faccio questo lavoro da 29 anni, quest'anno saranno 30 che faccio il DJ, quindi navigato, insomma, ne ho viste tante. Però sono anche pronto a tutto, sinceramente, perché è un anno che non ci fanno lavorare e quindi diciamo che ho cercato di reinventarmi facendo tantissime altre cose, di conseguenza anche i miei colleghi, molti si sono eclissati, ma qualcuno, anche per fortuna, ecco, sta continuando a produrre contenuti per la propria community, per i propri follower, insomma. Quindi ho visto persone giù di morale, ma tanti che sono pronti a ripartire con tanto entusiasmo, per fortuna. Christian, qui in studio devo fare il vigile urbano con la palettina, perché tanti vogliono farti domande e soprattutto dalla social room sono arrivati dei messaggi. Prego Vincenzo. Christian, ciao Vincenzo. Allora, ciao Vincenzo. Ti leggo così al volo, sto vedendo Christian da voi, ho già messo la musica a palla delle sue hit, quindi insomma c'è tanta gente che veramente... E allora sintonizzatevi tutti, mettete la musica di Christian Marchi a casa, anzi noi avremo il singolo, forse abbiamo proprio uno degli ultimi lavori, credo che l'abbiamo già in regia. A questo punto chiedo ai nostri tecnici audio luci, ai maghi, ecco, di questa scenografia, di ricrearci un po' l'ambiente da discoteca, se vogliamo, o da locale, va bene, per rivivere un po' questo momento e dire che siamo a fianco al DJ, perché i DJ sono dei grandi lavoratori e vanno difesi. Christian, ti lascio andare alla tua console. Grazie Giuseppe. Ti lascio andare alla tua console, così ci regali questo momento. Eccolo là. Che è qua. Wow. Perfetto, così riviviamo un po' anche il backstage di quando tu fai i concerti, perché quando tu fai i concerti, i tuoi eventi, hai le due telecamere, una sulla console. Aspettate un attimo, però Christian, io ti devo fare una domanda al volo, se no qua mi uccidono. Facciamo un po' di spoiler prima di ascoltare la tua musica. Qua vogliono sapere se sei impegnato, libero, single. Mi stanno arrivando messaggi. Ma ti rendi conto? A Iosa. Dacci qualche novità, qualche news tua personale prima di... Scappato da Skype. No, eccolo. Io lo vedo che c'è. Christian, sei riuscito a sentire la domanda? No, ho staccato gli auricolari. Te le rifaccio in breve. È il classico trucchetto dei DJ. Abbiamo i telespettatori, Christian, che mi stanno chiedendo tutti qualcosa di più sulla tua vita personale. Questa bellissima casa ha un tocco femminile? C'è qualche donna nella tua vita? Possono ancora sperare di... Dai che devo andare in pubblicità e non riesci a mixare. Per fortuna c'è una donna nella mia vita, assolutamente la mia compagna da sempre, la mia fidanzata da tantissimi anni, per fortuna. A posto, donna, grazie a Dio che c'è, insomma, perché sennò a 45 anni sarebbe un po' umano. Perfetto, chiudiamo il collegamento. Bene così. Grazie. Allora, Christian Marchi in console, prego. Yo!
Vedi? Lui è già tutto organizzato con la console. Beh, diamogli una mano, no? Cristian, guardate che roba, guardate. Saremmo tutti suoi ospiti al White. Saremmo tutti suoi ospiti al White. Tutto live. Gioco di luci anche qui in studio, dai su con le mani ragazzi, come fanno in disco, su con le mani, non possiamo muoverci ma almeno diamo spazio. Grande Cristian. Grazie a voi. Straordinario, ecco il vero professionista, Dai, quello che speriamo sta al che ci vediamo gioco presto qui, ti aspettiamo qui in Cristian, Calabria quando possiamo ballare tutti insieme. Avrai delle date in Calabria, lo spero, e spero anche presto, perché sei un DJ che merita davvero tanto. Grazie, assolutamente sì. So che insomma, come sempre ci sarà il Cool Bay, ci sarà il White, ci sarà l'Habanero e tantissimi altri club pronti, se ovviamente l'estate renderà zona bianca la Calabria. Cristian, in quel caso invertiamo i ruoli, noi verremo lì mentre tu stai lavorando e ci rilassiamo, va bene? Cristian, grazie a tutti. Grazie a te, grazie per essere stato con noi e averci dato questa opportunità. Grazie a voi, un buon ciao Cristian. Ciao. Ciao. Grazie. Damiano, il mondo dei DJ, È incredibile come va difeso, ragazzi. sembra un'eternità fa, no? Invece è un anno tosto per la loro categoria, ancora di più perché ragazzi noi siamo ottimisti, belle parole, ma ci vorrà un bel po'. Ma questa categoria va difesa a prescindere oggi dal lockdown, perché questi ruoli, vero Antonio, l'arte di fare il DJ. A prescindere che lui lavora, fa un lavoro e poi perché... No, spesso prima dicevate rispetto agli altri, lui mi è piaciuto quando ha detto le spalle larghe, gli anni, l'esperienza. Lui ha lanciato un messaggio veramente consapevole della situazione reale. Ormai il mondo è cambiato, il mondo della musica, il mondo del ballo è cambiato perché, come diceva il Cristian, si anticipa. Sì, si anticipano i tempi, adesso per tornare a ballare dovremo anticipare, si andrà ora negli aperitivi, si fanno gli aperitivi a mezzogiorno, lo stiamo vedendo a Milano, nelle grandi città, quindi per quella voglia di musica e quant'altro. Il messaggio che lui ha lanciato, un ottimo messaggio di speranza, e anche perché giustamente bisogna tutelare anche questa categoria di lavoratori, perché loro lavorano nella loro professione, loro portano il pane, mettendo musica, facendo divertire la gente, ma come diceva il Cristian, in maniera responsabile. Andiamo prima, torniamo prima e aumentiamo anche le altre attività, il giorno, la ristorazione e quant'altro. Messaggio ha lanciato. Sono d'accordo e ripeto, questa categoria va difesa proprio dalla base, cioè quando uno decide di fare il DJ non è un hobby o una semplice passione, assolutamente no, è un lavoro a tutti gli effetti. Allora, abbiamo Alex con la musica e poi diamo la linea al TG, perché abbiamo il TG Flash, quindi non cambiate canale, vi lascio subito in compagnia di Alex. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I'll be here 1,000 times. For another, how do we know, brother, how could you be all my life? Tell me if you wanna, I've got to feel it, I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it, when every touch you is like stars so dreaming, guess where'd you find a way, yeah, I've been singing la 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 la, you bring me la 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 la, you bring me la 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 la. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door.
like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep better, babe, better, babe. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, burst the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, leading my soul. Flame on, burn desire, love with tender fire, burst the soul. Make love your I'll protect you from the hottest glow. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my that defining love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling love flowers and pills and pretty girls. Love is like an energy, rushing inside of me. Yeah. The power of love, a force from above, healing my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, burst the soul. Make love your goal. This time we go sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is part the only treasure. I'm so in love with you, burst the soul. Make love your the power of love, a force from above, meaning my soul. The power of love, a force from above, a skyscraping down. Flame on, burn desire, love with tender fire, burst the soul. Make love your Complimenti, gustato Grazie. anche da dietro le quinte l'esibizione, bravo, bravo Antonio. Grazie. Bellissima voce, da quanti anni canti? 5. Ah, bene. Ragazzi, che ve ne pare? Bene, oggi scelte coraggiose, cioè canzoni molto difficili, complimenti a tutti. Grazie. Cosa significa per te fare musica, Antonio?
Fare musica vuol dire comunicare un messaggio importante agli altri, indirizzare sulla buona strada il prossimo. Questo è molto importante per me e per tutti. Bravo. Grazie. Complimenti. Grazie Antonio, torna a trovarci quando vorrai. Grazie. Puoi uscire dall'altra parte. Abbiamo una telefonata anche in linea, mi dicono. Intanto invito il mio amico Damiano da questa parte perché abbiamo confezionato alla fine della puntata la top 10, ma con un motivo ben preciso, quindi adesso vi spiegherà Damiano. Sentiamo chi abbiamo in linea, pronto? Buonasera, Bisanchi, Peppino da Catanzaro. Buonasera Peppino. Ho appena acceso adesso il televisore. Sì. E il caso ha voluto che trovassi TV10. Sì. Le divinità a volte, Ci fa piacere. Dica. È noto che è un qualcosa di positivo. Perché se vogliamo cambiare il mondo, la società, la mentalità della gente, bisogna cambiare passo e mentalità. Io sono stato coordinatore della Commissione Servizi Sociali della prima circoscrizione di Catanzaro. Se voi andate su Facebook, Bisantis Peppino, vedete cosa ho fatto, e l'ho fatto dopo 30 anni di assenza dalla Calabria. Sono venuto a Catanzaro, che non è la mia città. Ho visto che tutto era appiattito, non si muoveva niente. Con mia moglie e mio figlio abbiamo raccolto una trentina di bambini, abbiamo insegnato canto e recita in dialetto. Bene. E l'abbiamo portato in giro in diversi siti del Catanzaro. Mi perdoni, signor Peppino, allora lasciate il contatto alla centralino perché la inviteremo in trasmissione a parlare di questa bella storia. Io purtroppo la devo salutare perché non mi aspettavo la telefonata e devo andare in onda con la top 10. Abbiamo i minuti contati, poi devo andare in pubblicità. Le volevo dire prima, scusi, prima di chiudere le volevo dire. Sì. Mi sente? Sì. Forte e chiaro. Allora, le volevo dire una sola cosa. Se andate su Facebook, io ho ideato una lavorazione di fiori artificiali che sono ci andremo, grazie signor Peppino, ci andremo. Possiamo fare qualcosa di beneficenza. Ma si figuri, a disposizione. Parlate con il centralino adesso che staccano la linea con noi dallo studio. Grazie per aver chiamato, signor Peppino. Anche perché è una bella idea. Grazie, e chiudetemi il collegamento. Grazie signor Peppino e ne parleremo in studio prossimamente. Grazie. Infatti. Così, all'improvviso, no? Sì. Top 10, chiudiamo con la top 10 perché oggi è stata una puntata ricca di emozioni e quant'altro, quindi chiudiamo con un bel sorriso del meglio e del peggio della settimana. Allora voliamo subito. A te, Damiano. Decimo posto, abbiamo praticamente una serie di cartelli molto particolari. I nuovi divieti, rissa con il macete, non mi aveva salutato, quindi ragazzi salutate sempre, io ve lo consiglio perché non si sa mai chi potete incontrare. Poi abbiamo questa trovata del nostro amico Salvini che anche in occasione di San Valentino è apparso questo cartello, innamorati della politica, tornando ai messaggi di prima, ma lui è incredibile la comunicazione che riesce a creare. E invece ultima, questa qui è un accostamento incredibile. Vaccino over 80, prenotazioni fino al 12 aprile, la notizia successiva è cremazioni, si parte entro l'estate. A volte vedi un po' mettere vicine le notizie, è pericolosissimo. Nono posto, ovviamente si sono sciolti i Daft Punk, cioè un grande gruppo musicale, quindi è sempre un colpo al cuore quando si scioglie un gruppo storico che ha inventato qualcosa nella musica e quindi noi li abbiamo omaggiati. Poi Bufala News ci scrive: ma ti ricordi come si toglie, inteso il casco, no? Perché a volte da anni hanno regalato tante emozioni. Ottavo posto abbiamo questa notizia, come abbiamo detto anche prima, la Sardegna andrà in zona bianca da domani, da lunedì, ed è la prima regione in Italia. Il commento così a caldo, la Frizza dice: per una volta c'è chi sarà felice di andare in bianco, no? Il famoso 2 di picco, andare in bianco, mai fu più cosa incredibile. Settimo posto, praticamente la Borgonzoni, che è stata nominata sottosegretario alla cultura, lei gli diceva che non legge un libro da 3 anni, Antonio. Tu che ami la cultura. Ma io voglio lanciare una spada alla Borgonzoni. Difendila anche tu. se io non faccio politica. Ma lei è stata sottosegretaria al turismo nella precedente legislatura. Quindi comunque
ritorna lì. Leggiamo i commenti. Allora, Lucia Borgonzoni: adesso mi dedicherò più alla cultura, magari andrò più al cinema e a teatro. Come per dire, prima non ci andava mai. Uomo Scrivania dice: la Borgonzoni alla cultura, perché il contrario è impossibile. Questa arriva dopo. Arriva dopo, ma arriva. Può essere visto anche in maniera positiva, che inizia Ma ce lo auguriamo tutti. Andiamo avanti, 6° posto, ragazzi. Inizia una carrellata di, questo è il primo video e poi andremo anche nelle posizioni successive, perché ci sono delle ricorrenze, anche se non sono capitate proprio in questa settimana, ma è un anno fa noi avevamo questo servizio. Facciamo vedere insieme il video, forza. Eppure, quando eravamo piccoli l'altalena... Botta micidiale, ragazzi. Eppure quando eravamo piccoli l'altalena, boom. Eppure quando eravamo piccoli l'altalena... Magari da piccola ci devi andare all'altalena, ormai è troppo grande per te, è troppo grande. Quinto posto è una notizia che ci riguarda, perché a Cosenza viene dato l'addio alla metro leggera, cioè la Commissione europea mette la pietra tombale, non si farà più, dopo tutti quei lavori non si farà più. Magari potremmo avere anche il sindaco. I primi commenti, Francesco: non hanno trovato l'accordo sulla spartizione dei soldi, la classica provocazione. Al posto della metro leggera faranno piscine termali e idromassaggio in linea con il parco benessere, no? Di Stelle Buche. Si pensa a metro pesante. Ci dice in dialetto. Quarto posto abbiamo un altro video, vediamolo subito e poi lo commentiamo. Al via questa sera è il nuovo programma di Canale 5, live Barbara, chiedo scusa, non è la D'Urso, chiedo scusa. Vabbè, insomma, abbiamo capito qual è il programma? Live non è la D'Urso, che è stato chiuso ufficialmente. Vedi che nulla accade per caso qui a Tenellone. Stasera è l'ultima puntata. Non so se è una notizia ufficiale, però almeno da quello che si legge sui giornali viene sostituito con un altro programma di Bonolis. Sì, torna Bonolis, diciamo, in gamba prima tesa serata su la Canale domenica. 5. Quindi da stasera o da domani? No, dalla prossima domenica. Dalla prossima settimana. Andiamo avanti con i primi 3 posti sul podio. Terzo posto, vediamo insieme. Servizio, come avete visto anche oggi, questo, ragazzi, è incredibile. Guardate cosa succede alle spalle di questo giornalista. Con immagini e notizie, ma finiamo come sempre con gli auguri. Gli auguri sono per Maria di Fiumicino, che festeggia 21 anni, e poi auguri a Michela di Ladispoli, che invece compie 16 anni oggi. Scusate, grazie comunque per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione di Canale 10. Io farei un applauso a quest'uomo che ha mantenuto i nervi dietro, ci stavano ammazzando incredibilmente, lui ha tenuto ma lì alla fine traspare l'amore di una redazione. Vedi, lui è lì imperterrito, mentre poteva anche beccarsi un ceffone sull'argomento. Chissà cosa è successo lì dietro, un giorno glielo chiederemo, mentre si stavano ammazzando. Secondo posto, torna al secondo posto il nostro amico Renzi, caro Giuseppe, ma non con il suo slang inglese, ma con come si dice, un gesto prodigio. Vediamolo. Praticamente c'era lì il politico giapponese, guarda come si vanta, si bulla con gli amici. Ora lo rivediamo. Vedete, c'è il politico che sta per cadere, lui pronto, e poi guarda come si bulla con gli amici. Guarda come dice, guarda che ho fatto. L'ho preso io, io lo adoro, ragazzi, io lo adoro. Avrebbe dovuto fare il comico Renzi, al di là dei pensieri, ma proprio si presta. La faccia, la possiamo rivedere questa? Sì, riguardatevi la faccia di Renzi dopo che fa il salvataggio. Guardate. Guardate la soddisfazione di un uomo dai grandi superpoteri. E al primo posto, volevi dire qualcosa, Antonio? Vai. Al primo posto, perché quando mi hanno segnalato queste immagini io non potevo non metterlo al primo posto, perché è un vero eroe, ragazzi. Guardate le guardie quando stavano nominando i sottosegretari, guardate com'era conciato, tra mascherina, casco, divisa, poi devono stare immobili, non si vede neanche gli occhi si vedono di quest'uomo, quindi
se vi ricordate c'era praticamente, erano da ore lì in Quirinale e Francesca diceva fate presto, fatelo per lui vi prego. E questa era la top 10 di oggi, primo posto alle guardie che stanno sempre lì imperterrite. D'amico, però oggi vedo che hai dimenticato un personaggio che in questa settimana ha imperversato su tutti i canali televisivi. Mi auguro che lo troveremo nella prossima top 10, visto che al Renzi e al Salvini si è aggiunta anche il Casalino con il siparietto della ruota della fortuna, del pranzo è servito e del Grande Fratello. Ma guarda che io su Casalino sto proprio creando un... Allora, vi ricordate una top 10 solo per lui? Quasi, perché si becca già 2 o 3 posizioni, quindi sto facendo un bel pacchetto per Casalino. No, hai fatto bene a ricordarlo e mi raccomando, vi aspettiamo alla prossima puntata perché ci sarà anche lui. Quindi nella top 10 avremo grandi magie di Casalino. Anche tanti collegamenti perché si avvicina anche il Festival di Sanremo, quindi parleremo domenica prossima sapremo chi ha vinto la 71esima edizione del festival, avremo vari collegamenti. Sì, certo. Vediamo cosa succederà. Tu intanto questo festival come lo vedi così, Antonio? Guarda, giusto per fare qualche anticipazione, da uomo di spettacolo e da uomo di teatro credo che sia giustissimo che il teatro Ariston sia chiuso al pubblico, perché è una questione di rispetto per tutte le maestranze e per tutti gli artisti, attori, registi che lavorano in questo mondo, che sono fermi da un anno. Quindi credo che sia stata una decisione giustissima. Sofferta perché comunque si va a fare un festival senza pubblico, senza l'anima pulsante, però credo che come nel 61 abbiamo visto grandi nuovi nomi alla ribalta, quindi con il Festival del 61 giovani come Celentano ed altri, Gino Latilla. Tu dici 61, 2021 può essere... No, siccome il cast di quest'anno è un cast tutto giovane, sconosciuto al pubblico, perché gran parte degli cantanti che avremo quest'anno vengono dal social, vengono da YouTube, dal virale, quindi Amadeus ha fatto una scelta molto molto ponderata, ma credo anche astuta, perché credo che troveremo i nuovi artisti del futuro. Vedremo, lo vedremo. Sarà molto... un in bocca al lupo al nostro calabrese, ad Aiello, quindi facciamo un in bocca al lupo ad Aiello. Grande Aiello. Sarà molto televisivo, no, Giuseppe? Mai come quest'anno. Io sono molto curioso veramente della scenografia e di quant'altro. Bene, fatemi salutare perché è arrivato il momento di chiudere, quindi grazie Damiano a te per la top 10, Antonio D'Amico per essere stato con noi, Alex e la bellissima Vincenza con la Social Room, tutti a te Giuseppe, grazie a tutti voi. Anche i volontari dell'Associazione Arcobaleno che sono stati anche oggi con noi, grazie. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Tennellode. Mi raccomando, voi non cambiate canale, restate sul 10.